partita l'idea di questa cena d'agosto a Frisolino? Avevamo già partecipato ad alcune cene del Comitato Assistenza Malati del Tigullio e ci è sembrata una bella iniziativa. Abbiamo detto proviamo, vediamo se c'è una risposta in Val Graveglia, se la gente ci aiuta a raccogliere qualche cosina per la nostra salute, per i nostri malati, per il nostro territorio. E hanno risposto, siamo riusciti, un bel gruppo di operatori, sia agriturismi, ristoranti, attività, ci hanno aiutato e ci proviamo. Abbiamo detto che la cena si svolgerà a Frisolino, in che zona e come si raggiunge quest'area? Allora, è nell'area di Frisolino dove normalmente fanno le feste, e a 1,2 chilometri dopo Concenti si va per andare verso il Biscia. C'è ampio parcheggio, ci saranno i parcheggiatori e quindi è facile da trovare e l'area sarà al coperto e sarà abbellita. Una cena d'agosto che cosa offrirà a tutti coloro che arriveranno in Val Graveglia? Un'ottima cucina, io mi occupo di quello, penso che sia gradita da tutti, faremo piatti tipici della vallata. Con una risposta corale di tutti quelli che sono i ristoratori della valle? Sì, che ci daranno una mano con i loro prodotti, le loro cose che hanno preparato per noi. Sono riuscite a coinvolgere, direi, tutta la valle e anche fuori valle, quindi io ringrazio tutti gli sponsor, tutti quanti hanno partecipato e sicuramente sarà una serata come si deve, sarà soddisfacente. Il risultato, qualunque sia, è sempre un risultato di aver coinvolto le persone e di informare. Il nostro scopo è informare le persone. Questa volta soprattutto vogliamo insistere sulla difesa del Servizio Sanitario Nazionale, quindi promuoveremo questo, raccoglieremo fondi, speriamo tanti, e finora non ti posso ancora dire qualche cosa, ma bolle tanto in pentola.